Oggi siamo qua perché vogliamo rendere fruibile l'area archeologica della necropoli romana di Tuvigello, completamente abbandonata, nel detto di Velino Serra, perché riteniamo che sia un'offesa per la nostra cultura, un'offesa per tutti i sardi, per i cagliaritani in particolare, perché non è possibile non considerare, trascurare, ignorare un sito archeologico di tanta bellezza, di tanta importanza. Cito solamente la tomba di Rubeglio, dove è presente una delle rarissime, delle poche iscrizioni funerarie incise sulla roccia viva nel frontone di accesso alla tomba stessa, oggi utilizzata frequentata senza tetto, da persone che non hanno altra dimora, che però danneggiano questo luogo perché, come vedrete, è pieno di escrementi, è pieno di immondizie, è pieno di ogni tipo di rifiuto. È una città che vuole essere capoluogo del Mediterraneo e dovrebbe vergognarsi di avere queste situazioni di degrado. Io penso che chiunque si debba sentire protagonista di questa riscoperta del proprio patrimonio, anche perché ripulendo tutto questo ben di Dio forse ritroviamo anche un po' di identità, un po' di consapevolezza e questo non farebbe male in un periodo così di crisi generalizzata, insomma, ritrovarsi attorno a dei valori forti, sani, che possono creare coesione sociale, che possono creare conoscenza, confronto e dialogo. Quali armi userete per rimettere a nuovo il Colle?